Oggi faremo una facile camminata nell'entroterra di Finale Ligure. Le mete di giornata sono due: la radura di Pianmarino con le sue falesie e l'Arma Pollera. Da Pertia Alta, arrivati alla chiesa di Sant'Eusebio, si prosegue verso Contrada Valle sino al grande spiazzo dei Cianassi, dove bisogna parcheggiare. È bene arrivare di buon mattino per non doversi contendere un posto auto, anche se Lauro e Fausto ci scherzano su. Si imbocca il sentiero seguendo le indicazioni per Pianmarino. Dalla chiesa sconsacrata di San Carlo si prosegue a sinistra e, attraversata la boscaglia, si sbocca nella radura di Pianmarino, un luogo affascinante che pare fuori dal tempo. Superato il grande prato, si arriva alle vecchie cave abbandonate. E subito dopo compaiono le pareti calcaree che sono il paradiso degli scalatori. Ma anche un posto che invita a rilassarsi e a fare una bella pausa. Riprendiamo la via del ritorno e, addentrandoci nel bosco, incontriamo la deviazione che porta alla Grotta Pollera, una delle più belle del Finalese. L'ingresso, con un'altezza di 15 metri ed una larghezza di 30, è davvero impressionante. All'interno si apre l'enorme sala Perrando, visitabile e molto interessante. Da questo punto la grotta è percorribile ancora per 500 metri, però serve l'apposita attrezzatura ed una guida esperta. Ritornati all'esterno, riprendiamo la via che porta al parcheggio dei Cianassi.